Ehm, Tu sei, come dire, il capo di una famiglia larghissima e di una carovana di artisti altrettanto Sì. lunga, che è quasi impossibile ricordare, Sì. no? Riesce a riassumere Sì, perché... tra fratelli, Sì, nipoti? sì, perché anche suo fratello canta, Mario, sarebbe Mariano. E allora Mario Trevi, subito dopo è venuto Franco Morino, anzi per la verità venne prima Lino Capozzi, che non c'è più adesso con noi. Poi c'era un altro mio fratello che si chiamava... Franco Moreno, tuo fratello. Franco Morino è mio fratello, Lino Capozzi è mio fratello, Stefano Fani era mio fratello che poi è morto a 41 anni e faceva il cantante. Franco Sereni che adesso insomma è impiegato nel comune di Melito e sono 5. Eppure cantava, no? Tutti cantanti, tutti documentati, tutti Poi? fatti, i dischi eccetera. Poi i nipoti. Arriviamo ai più giovani. I nipoti. Il figlio di mia figlia canta e cantava. Certamente non hanno avuto questa fortuna, o non hanno ancora avuto la fortuna, o stanno aspettando la fortuna. Poi il figlio di mio fratello Filippo, che si chiama Salvatore Capozzi, che fa molti matrimoni, molte cerimonie, eccetera. E poi chi altri? Siamo a 7. Gianluca Capozzi, che è il figlio di Lino Capozzi, molto bravo, molto fortunato, sta andando bene, sta nella fascia dei Salda Vinci, Di quelli seguiti, eccetera. Gigi Finizio, Rosario Miraggio, sta in questa fascia qua. Di recente ha lavorato pure con Nino D'Angelo, Sì, mi pare, no? sì. Tra l'altro Nino Sì. ti stima Ma io gli tantissimo. voglio bene. Ha scritto pure qualche canzone per te, Nino, Sì. mi pare. Come si chiamava quella canzone? Lasciarsi o no? Lasciarsi o no, una bella canzone. Ma noi siamo a contatto sempre io e lui. Ma quando ha avuto il virus io subito l'ho chiamata, Git, come stai, come non stai, eccetera, eccetera. Ascoltami, E noi anche con Gigi D'Alessi siamo molto amici. Sì, ho visto il video di quando è venuto qua a vedere suonare. Ci sfruguliamo, insomma. Canta Mario Trevi. Mario Trevi. Canta Mario Trevi. Tutti i miei 60 anni di carriera in un libro. Qui dentro ci sono tutti i miei festival di Napoli, le belle premiazioni, primo premio, secondo premio, terzo premio, tutti i miei pensieri, tutte le mie paure, tutte le mie emozioni. Beh, cosa dire di Mario Trevi? Indubbiamente uno dei più grandi interpreti della canzone napoletana. Mario Trevi è Napoli, Mario Trevi è bravo, come sei su è Napoli, capito? Indifferentemente incredibile, è lui nel mondo. La voce di Mario Trevi rimarrà per sempre come un grande documento di come si devono interpretare le canzoni napoletane. È uno di quei pochi che rappresenta la vera canzone napoletana, che oggi la canzone napoletana che cos'è? Qual è? Non lo sappiamo più. Mario Trevi è la canzone napoletana. Un libro fatto veramente con il cuore. Indifferentemente, il nuovo libro di Mario Trevi. Disponibile su Amazon in formato ebook e cartaceo in vari paesi. Acquistalo anche tu. Grazie.